Vicenza, forse voi non lo sospetterete, ma è una delle città più importanti a livello internazionale anche per il mondo della moda, perché qui, anche se non abbiamo la settimana della moda come ad esempio Milano, New York e Londra, qui sono nate e hanno ancora la sede moltissime aziende celebri a livello internazionale proprio nel settore fashion. Lo sa bene una vicentina doc, lei si chiama Angelica Alberti, è una modella, fashion blogger e non solo di fashion si occupa, e anche architetto. E sono una blogger barra architetto. Allora, io ho iniziato il mio percorso dopo la mia laurea quinquennale in architettura e con un sogno, era un sogno fatto con una volontà immensa che era diventare una blogger di moda. Ho iniziato questo percorso come blogger nel fashion, quindi, e da lì praticamente sono partite tantissime collaborazioni con aziende nel settore moda. Piano piano, avendo comunque collaborato con più aziende, con più brand nel settore fashion, mi sono spostata nel mondo beauty, living e lifestyle, e ad oggi posso dire che il mio blog conta più di 1000 collaborazioni con tutti questi mondi. Essere architetto comunque ti porta ad un'apertura mentale e ad una sensibilità, una ricerca del bello in ogni settore successivamente, quindi sì, c'entra. Poi c'entra ancora di più perché io cerco in ogni location, per i miei scatti, il bello, la particolarità e il dettaglio, quindi per me è un dialogo continuo che non smetterà mai di esistere. Io sono cresciuta a Vicenza, quindi io sono particolarmente attaccata al mio territorio. Io ho studiato a Venezia e lavoro poi a Milano, ma non mi staccherei mai da questa città, perché comunque rappresenta per me l'inizio di tutto. Nell'ambito comunque delle aziende ci sono tantissime aziende che credono in me anche su Vicenza e comunque sul Veneto, quindi non smetterò mai di credere in questo territorio e nella mia grande città, nella mia piccola grande città. Anche dal punto di vista dell'architettura, Vicenza è una città comunque ricca di eventi e ricca comunque di particolari scorci da prendere sempre spunto. Quindi basta alzare gli occhi a Piazza dei Signori piuttosto che dove siamo ora e ci si immerge sempre comunque nell'arte, e quindi è un dialogo continuo architettura con noi stessi. Angeli Chic, infatti, in collaborazione con un'azienda di Valeggio sul Mincio, Faux Désir, ha creato la sua prima capsule collection, una collezione composta da 5 capi, un tailleur, 2 giacche e poi un abito molto molto belli. Mi sono ispirata per questa collezione alle macro tendenze di quest'anno che provengono moltissimo dall'English style, del gessato e del Principe di Galles. E da lì ho incominciato a ideare i miei capi. Credo molto nel gessato, come credo molto nel potere della giacca e dell'abito. E da lì, con Serena D'Accordi, che è la fondatrice di questa azienda, abbiamo ideato insieme questi 5 capi che ora sono venduti in tantissimi punti vendita e anche nello shop online.